Bene, eccoci ritornati in studio per il nostro spazio consueto settimanale del Memento, il nostro spazio nel quale torniamo ad occuparci di tematiche di cui ci siamo chiaramente occupati anche in puntate precedenti. Questa sera torniamo a parlare di PFAS, le sostanze perfluoro e polialchiliche. Perché? Perché la situazione dell'inquinamento è ormai una situazione estremamente diffusa e anche malgrado, diciamo così, gli interventi che sono stati fatti, i problemi restano. Ormai tutte le acque presentano concentrazioni di PFAS più o meno alte, ma soprattutto si moltiplicano anche le ricerche e gli studi che hanno certificato una correlazione tra malattie gravi. Noi ci siamo resi conto che esistono queste sostanze che noi produciamo. Perché? Perché abbiamo bisogno di questi prodotti per l'utilizzo, per esempio, nelle pentole, per isolarle, perché non si bruci il contenuto da friggere piuttosto che altre cose. E questi PFAS sono stati, diciamo, è un modello che è stato messo a punto con i viaggi spaziali, perché venivano usati come schermo quando la navicella spaziale tornava sulla Terra, venivano messi e naturalmente questi proteggevano dalla temperatura. Poi naturalmente sono stati utilizzati in mille altre maniere perché sono molto, sono molto utilizzabili in altri prodotti, per esempio la cinghietta degli orologi, poi faremo vedere anche questo, piuttosto che negli elastici, piuttosto che in mille altre maniere. Ma l'effetto di questo prodotto non si conosceva l'uso e la necessità. Quello che produceva poi nell'ambiente non se ne si è reso conto. Un po' alla volta però in America, perché è un prodotto di brevetto americano, è successo un po' un disastro e allora l'America disse no, non ne vogliamo più sapere e lo mandò in Italia e in altri paesi a inquinare perché loro naturalmente devono restare puliti e noi ci sporchiamo. Una di queste aziende è l'azienda di Marzotto, la quale si è messa a utilizzare questi PFAS, forse sapendo, forse non sapendo, non si sa perché, per produrre quei prodotti che in America non si potevano più produrre perché inquinavano. E abbiamo inquinato la valle, diciamo tutta Italia, ma anche gli altri paesi hanno preso la stessa strada, perché naturalmente è un business, il PFAS, diciamo il prodotto che viene utilizzato viene utilizzato e crea un mercato e questo mercato è importante. Allora ce ne siamo accorti in ritardo, abbiamo scoperto degli effetti che sono patogeni, molto preoccupanti, ci siamo accorti che poi ci sono vari tipi di PFAS, è una situazione estremamente ingrovigliata, ma con noi adesso abbiamo degli esperti che ci aiuteranno a capire qual è la vera strada e qual è il rischio PFAS e qual è eventualmente il sistema, se c'è, di smaltimento o quanto è utile usare ancora i PFAS e non cercare prodotti alternativi. Di questo appunto abbiamo due esperti. Certo, li presento per voi che siete a casa, abbiamo in studio, lo ringrazio per essere qui con noi, il dottor Vincenzo Cordiano. Buonasera dottor Cordiano. Il dottor Cordiano è presidente dell'ISDE del Veneto, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, ma è anche uno specialista in ematologia e medicina interna. E ringrazio in collegamento Francesco Tosato. Buonasera Tosato. Buonasera a voi. Buonasera a lei, è presidente di Lega Ambiente Padova, ma è anche portavoce del progetto Fiumi 2024 di Lega Ambiente che come ogni anno ha fatto un monitoraggio di quella che è la situazione delle acque e dei fiumi appunto in tutto il Veneto. Dopo ci spiegherà un po' quello che avete trovato. Ermanno, la situazione è una molecola piccolissima, infinitesimamente piccola, che si introduce in tutto l'ambiente, viene assorbita dagli esseri viventi, piante piuttosto che animali, eccetera. Quindi noi quando ci alimentiamo, se questo inquinamento va a inquinare quello che è l'ambiente, naturalmente noi automaticamente, se mangiamo una gallina, può essere inquinata da PFAS, oppure un coniglio, piuttosto che una bistecca di un
un vitello. Perché? Perché anche la pianta, anche l'erba, al suo PFAS, a sua volta diventa una catena continua, no? Dove noi alla fine, essendo gli ultimi diciamo, della produzione alimentare, quelli che ci alimentiamo della carne, ci mettiamo della verdura, ci alimentiamo di altre cose, assorbiamo questa cosa, e però ha degli effetti che sono nocivi. Questi effetti nocivi sulle persone vuol dire per esempio il rallentamento della produzione umana, cioè le donne diventano sterili, gli uomini diventano sterili, ma questa è solo una delle parti diciamo, che noi vogliamo affrontare oggi, ma lascio la parola innanzitutto a Vincenzo Cordiano che ci può illustrare quali sono le patologie che vengono generate dai PFAS ed eventualmente come l'organismo cerca di liberarsene. Prego. Sì, allora, le prove diciamo, a favore di un'azione tossica di queste sostanze sono ormai sufficienti e accettate un po' in tutta la comunità internazionale scientifica indipendente, tranne quella legata agli interessi industriali, per alcune serie di malattie tumorali e non tumorali. Per quanto riguarda i tumori, sono due tipi che possono essere considerati come associati all'esposizione a PFAS, il cancro del rene e il cancro dei testicoli, ma questo è soprattutto nelle persone che hanno le concentrazioni più alte oppure che sono state esposte per molto tempo. Poi abbiamo tutta una serie di malattie dovute all'azione di interferenze endocrine, cioè queste molecole tutte vanno ad interferire con il buon funzionamento delle ghiandole endocrine che producono gli ormoni necessari allo sviluppo del bambino. I nostri telespettatori che non sono tecnicamente preparati, ghiandole endocrine cosa sono? Le surrenali piuttosto che... Le surrenali, il pancreas per esempio che produce l'insulina che serve a riassorbire lo zucchero, la tiroide che serve a produrre gli ormoni della tiroide che sono importanti per lo sviluppo del bambino, del cervello, per lo sviluppo intellettivo per esempio, un po' per tutto lo sviluppo anche corporeo e muscolare, poi l'ipofisi che è una piccola ghiandola dell'endocrina che è un po' il centro, è quella che gestisce un po' tutto, che comanda un po' tutto, diciamo, è la centralina dove indica... Vado a colpire quella, certo, diciamo, interferisco su tutto l'organismo. Sì. E poi soprattutto i testicoli, le ovaie e quindi le ghiandole sessuali che sono necessarie per lo sviluppo quindi della riproduzione umana ma anche per lo sviluppo corporeo. Ma anche quindi, per la riproduzione animale? Sì, perché noi guardiamo solo noi, ma anche gli animali hanno bisogno di... Se ne possiamo parlare, perché gli studi che si stanno facendo si vedono che le stesse malattie dell'uomo stanno comparendo anche negli animali domestici o anche negli animali selvatici. Quindi sono delle cavie i nostri animali. Sì, però i veterinari dicono che noi siamo le cavie, perché vanno a vedere appunto quindi nei padroni degli animali domestici, stanno trovando le stesse malattie che si trovano diciamo, negli esseri umani. Quindi oltre a queste malattie tumorali, diciamo, poi esistono tutta una serie di malattie appunto causate dall'interferenza endocrina, fra cui per esempio il basso peso alla nascita, aumenta il rischio di avere neonati con bassissimo peso alla nascita, bassissimo significa meno di 1 chilo alla nascita, e questo è stato dimostrato anche nella zona rossa del Veneto dagli studi fatti all'Università di Padova. Ecco, diciamo al telespettatore, zona rossa è la zona più inquinata. La zona più inquinata del Veneto, quella che è stata inquinata dalla Miteni, dall'azienda che, diciamo, che adesso è fallita ma i cui dirigenti sono sotto processo in corso a Vicenza, che dovrebbe concludersi, diciamo, nella prima metà di quest'anno. Ecco, quindi... la interrompo un attimo, vogliamo spiegare ai telespettatori come nasce la Miteni? Come nasce? Questa azienda? La Miteni. Allora, la Miteni in origine si chiamava RIMAR o Ricerche Marzotto, che nacque per iniziativa di uno dei Marzotto, della famiglia Marzotto, il conte Giannino, che in uno dei viaggi negli Stati Uniti si innamorò, si dice, del fatto che le tute dei soldati americani in Vietnam erano impermeabili, quindi questi potevano guardare i fiumi o esporsi sotto la pioggia senza bagnarsi, quindi anche le armi restavano asciutte, quindi potevano fare. E allora tornò in Italia e si mise in testa di fare il tessuto impermeabile, insomma, quindi la linea che poi veniva anche reclamizzata da attori famosi.
Però non ebbe successo, perché mio suocero, che ha 96 anni, si ricorda, lavorava alla Marzotto, dove quando diciamo, al tatto questo tessuto era improponibile, sembrava della plastica, eccetera, quindi venne abbandonato. Allora si riciclò con queste molecole, li rivendeva poi alla DuPont, eccetera, eccetera, finché dopo gli anni 60 diciamo, esplose l'utilizzo di queste molecole che, come ha detto lei prima, vengono utilizzate praticamente in tutti i campi. Chi lo scoprì per caso, un ricercatore della DuPont, diceva che queste molecole hanno rivoluzionato tutti gli aspetti della nostra vita moderna, dall'arte culinaria, quindi dei padelle antiaderenti, esatto, alla scienza missilistica e militare, perché senza queste molecole probabilmente non ci sarebbe stata la bomba atomica, perché resistono a tutto, anche al gas, all'esafluoruro di plutonio, che è necessario per la costruzione della bomba atomica, e nei laboratori di Los Alamos avevano problemi per contenere questo gas, perché corrodeva tutto. Allora hanno utilizzato, tra le molecole provarono il Teflon, quella che era stata la prima molecola, la prima PFAS sintetizzata appunto nei laboratori della DuPont, e videro che resisteva anche all'esafluoruro di plutonio, e quindi da lì poterono avviare tutti gli esperimenti che portarono alla bomba atomica. Tant'è vero che la produzione inizialmente fu sequestrata diciamo, dal Pentagono ad uso militare. Dopo il 47-48 la DuPont la brevettò e cominciò l'utilizzo assieme anche alla 3M e a tutte le altre industrie. Però a un certo punto in America hanno vietato la produzione. Sì, ma questo è successo nel 2000, cioè la 3M, perché appunto già, allora bisogna dire che le industrie sapevano almeno da subito. La 3M, che è la molecola che l'industria multinazionale che le brevettò, impiegò anni e risorse ingenti per quei tempi, perché avevano capito appunto che le proprietà chimiche e fisiche delle PFAS erano strabilianti, quindi potevano essere utilizzati in tutta una serie di... Cominciarono a fare degli studi i cui risultati furono negati alla comunità scientifica, dimostravano la cancerogenicità, la pericolosità sugli animali del laboratorio. Anche nelle operaie della DuPont, per esempio, erano state notate delle nascite di bambini malformati. È stato anche, chi l'ha visto il film Le cattive acque, racconta un po' la storia. Esatto. Ecco, quindi invito a vederlo chi non l'ha visto. E poi c'era anche tutta una serie di malattie che venivano scoperte, ma i risultati furono tenuti nascosti e non furono... le aziende non le comunicarono all'Agenzia per la protezione ambientale americana come dovevano fare, tant'è vero che poi sono state sottoposte a multe miliardarie, e la 3M nel 2000 decise di non produrre più queste molecole, PFOA e PFOS soprattutto, però quindi poi furono delocalizzate in praticamente... Sempre ha ceduto il brevetto, ma ci guadagnava lo stesso, perché le cedute a Marzotto piuttosto che a altre aziende europee che non avendo questo divieto di inquinamento nell'Europa, non c'è un controllo, e non avendo capito che in America l'hanno vietate proprio perché erano pericolose, sono venute a produrle in Europa. E questo magari anche in Cina, perché i cinesi sono abituati a essere inquinatori. Lascerei la parola un attimo a Francesco Tosato, perché ci faccia capire che se è necessario, sono necessarie queste molecole, chiaramente aiutano per fare avere applicazioni diverse, ma poi se andiamo a rischio della vita, a rischio della salute delle persone, forse diciamo che diventano delle cose assolutamente orribili, e il non parlarne e soprattutto il silenzio della politica ci preoccupa. Prego. Sì, grazie. Beh, evidentemente diciamo, la grande diffusione che le sostanze dei PFAS, che poi in realtà è una grande famiglia di sostanze molto ampie, molto diffuse e molto variegate, come poi appunto sicuramente ci ricorderà poi il professore, intanto ne continuiamo a scoprirne continuamente, perché tant'è che appunto il mondo diciamo politico e poi giudiziario in qualche modo anche legato poi a queste vicende arriva in ritardo di decenni
ovviamente nella regolamentazione e nei controlli, quindi sono tanto diffuse, tanto utilizzate perché chiaramente hanno proprietà importanti e sicuramente vantaggiose, diciamo, dal punto di vista tecnico, se vogliamo, con però una conseguenza chiaramente sulla salute e sull'ambiente circostante che è stata disastrosa, l'abbiamo visto, e quindi continueremo a vederlo nei prossimi anni, perché chiaramente gli effetti non finiranno, insomma, domani, e quindi è chiaro che è evidente quanto sia importante bandire alcune di queste sostanze e limitarne l'uso, diciamo, di altre, e serve una regolamentazione molto forte, molto stringente, basata sugli studi, insomma, più recenti, nazionali e internazionali, e ovviamente anche sulle questioni, diciamo, in corso. Avete appunto accennato al caso diciamo della ex Miteni, in questo caso di Trissino e Vicentino, quindi che ha poi creato tutte le problematiche che conosciamo bene in Veneto, insomma, tra la provincia di Vicenza, Verona e Padova. Ci servono anche condanne, ovviamente, per quelli i responsabili, diciamo, di questo disastroso inquinamento, e che nel caso Veneto è uno dei più grandi disastri ambientali in Europa, che si ricordi, quindi assolutamente, diciamo, è un caso da attenzionare. C'è un processo in corso che appunto è stato prima ricordato, dovrebbe arrivare a compimento, quindi a sentenza tra pochi mesi. E la situazione in realtà è più grave, diciamo, di quanto in realtà possiamo anche pensare, perché insomma, se ne parlava prima, quando andiamo a ricercare queste sostanze le troviamo, quindi, diciamo, è tutta la questione di cercare che cosa andiamo a ricercare. Finché non si ricerca non si riesce, diciamo, a trovare nulla. Parlo delle acque di superficie e delle falde, ovviamente, che sono quindi inquinate, e il caso Veneto può essere replicabile probabilmente in altri casi, diciamo, in altre regioni d'Italia che magari non sono ancora arrivati, diciamo, all'onore delle cronache, per il semplice fatto che non ci sono ancora controlli magari così puntuali come da qualche anno, insomma, si comincia finalmente a verificare anche nella nostra regione. E anche con il nostro, diciamo, lavoro negli ultimi anni abbiamo provato, quindi anche da quest'anno, dallo scorso anno in particolare, anche sui PFAS abbiamo provato a aggiungere qualche informazione in più e a integrare il lavoro poi dell'agenzia regionale. Grazie, grazie. Allora adesso passiamo al primo contributo. Contributo numero 1, PFAS. L'inquinamento da PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, è oggi una delle emergenze ambientali più preoccupanti del nostro tempo. Composti chimici utilizzati fin dagli anni 50 in tanti settori industriali per la loro capacità di rendere i materiali resistenti all'acqua e ai grassi, oggi sono ormai onnipresenti nell'ambiente, si accumulano nel suolo, nelle acque e nei nostri corpi, e sono presenti anche nell'aria che respiriamo. I PFAS vengono utilizzati nella produzione di tessuti impermeabili, pentole antiaderenti, schiume antincendio, imballaggi alimentari e tanto altro. Tuttavia, la loro straordinaria stabilità chimica, che li rende così utili, rappresenta anche la loro maledizione. Non si degradano e possono rimanere nell'ambiente per secoli. Per questo motivo sono stati soprannominati inquinanti eterni. Gli studi scientifici hanno evidenziato che l'esposizione ai PFAS comporta gravi rischi per la nostra salute. Questi composti sono legati a malattie come il cancro, problemi alla tiroide, disfunzioni del sistema immunitario, riduzione della fertilità. Controllare l'acqua certo serve, ma non basta, perché la scienza ha dimostrato che questi cosiddetti inquinanti eterni sono pervasivi nella fauna selvatica e li troviamo anche sui prodotti agricoli. L'unica soluzione quindi è non utilizzarli, soprattutto negli ambiti in cui esistono delle chiare alternative. La Francia ha vietato la produzione e la vendita di prodotti non essenziali contenenti PFAS. A partire dal 2026 questi inquinanti saranno vietati in vari ambiti, dai cosmetici alla produzione di abiti. La misura segue l'esempio della Danimarca, dove ne è stato bandito l'uso per i contenitori alimentari. Il caso emblematico è quello del Veneto, dove la contaminazione ha compromesso l'acqua potabile per centinaia di migliaia di persone, con un inquinamento oggi di
diffuso ormai ovunque, le misure per contrastarlo sono insufficienti. A livello europeo e internazionale alcune regolamentazioni hanno limitato l'uso di specifici PFAS, ma bisognerebbe non utilizzarli più. Quindi resta ancora molto da fare, promuovendo alternative sostenibili, introducendo tecnologie avanzate per la bonifica delle acque e dei suoli contaminati. La battaglia contro i PFAS richiede maggiore consapevolezza da parte di tutti. Ognuno però può contribuire scegliendo ad esempio prodotti privi di questi composti e sostenendo politiche più severe contro l'inquinamento. Inquinamento da PFAS che non è solo una questione ambientale ma un serio rischio per la salute globale, e ignorare il problema oggi significa lasciare alle generazioni future un'eredità tossica. Ecco, quindi come possiamo smettere? Oppure quali sono le strade per riuscire a liberarsi? Perché mi sembra che noi dal nostro corpo li espelliamo, ma rimangono nell'ambiente e poi vengono, diciamo, riassorbite dagli animali piuttosto che dalle piante, e noi ci cibiamo degli animali e delle piante e ritorniamo a riprenderli, salvo quelli che poi noi aggiungiamo quando, per esempio, mandiamo al macero i tessuti che fine fanno? È PFAS che rimane nell'ambiente, e siccome sono molecole piccolissime si liberano dal tessuto piuttosto si liberano da altre cose e rimangono, e naturalmente questo aumenta l'inquinamento. Quindi anche se noi smettiamo di produrre, l'inquinamento continua. Prego, professore. Sì, l'inquinamento continua, perché l'ideale, diciamo, sarebbe non produrle queste sostanze. Ma comunque se non lo produciamo ce ne sono talmente tante che... Ecco, allora, questo è un problema. Poi, quante sono effettivamente queste molecole? Esatto. Allora, perché secondo la definizione che noi diamo di molecola di PFAS, il numero può variare da circa 4.700 fino a 12-15.000, ma secondo un database pubblico in America che si chiama PubChem, le molecole fluorurate sarebbero addirittura 7 milioni. Quindi il primo problema che da dire è cosa sono effettivamente le PFAS. La comunità scientifica non si è ancora messa d'accordo, perché se noi vogliamo vietare i PFAS dobbiamo sapere cosa sono, e chiaramente le lobby industriali premono perché ci sia una definizione abbastanza larga di queste molecole. Per esempio, le lobby industriali si stanno opponendo alla classificazione come PFAS dei cosiddetti gas fluorurati che sono necessari appunto nella scienza missilistica, nelle aeronavi, nello spazio, eccetera, ma sono anche i gas fluorurati che vengono utilizzati in molti dei nostri condizionatori d'aria, nelle pompe di calore, quindi anche nelle nostre automobili. Allora, probabilmente le alternative ci sono, quindi pensare che che si possono eliminare i PFAS dall'oggi al domani, questa è una pura utopia, anche se sarebbe come dire, sperabile, anche perché dobbiamo dire che molte di queste molecole hanno usi essenziali cosiddetti, cioè sono dei farmaci anche molto importanti che probabilmente la maggior parte della popolazione assume, da farmaci che sono antiacidi, farmaci che vengono utilizzati nella terapia di tante malattie, di tumore, farmaci essenziali, ma anche le protesi vascolari, per esempio il Teflon che riveste le protesi arteriose, le valvole cardiache che vengono utilizzate, quelle contiene PFAS. E certi fili, la chirurgia più fine probabilmente non sarebbe possibile se non ci fossero dei fili di sutura che contengono il PFAS. Ma anche nei respiratori, chi è stato sottoposto ad anestesie generali, probabilmente le membrane dei respiratori possono contenere PFAS. Addirittura certe di queste molecole vengono studiate ma da decenni come sostituti del sangue nel corso di trasfusioni. Questo sarebbe l'ideale soprattutto per i militari che hanno dei problemi, quando adesso magari le battaglie non si fanno più sul campo come si faceva una volta, no? Cioè vengono guidate dall'alto, solo dalle macchine, però c'è il problema della conservabilità del sangue. I donatori sanno benissimo che il sangue dura al massimo, una volta che viene donato, 30-40 giorni, quindi si possono verificare delle carenze. Quindi alcune di queste molecole sono state utilizzate come
anche come sostituti del sangue. Allora, la cosa importante sarebbe arrivare ad una definizione rapida, più rapidamente possibile, del concetto di usi essenziali. Chiaramente quelli di farmaci sono, molti di quali sono veramente essenziali. Per farmaci esistono delle alternative, anche come medici dovremmo noi imparare a non utilizzare queste molecole, farmaci PFAS, diciamo, no? E poi non utilizzarli per esempio negli insetticidi, nei pesticidi, che sono una delle cause più importanti di diffusione dei PFAS. In Europa si sta studiando un regolamento, il regolamento REACH viene chiamato, su proposta di 5 nazioni del nord, quindi, che sono la Germania, l'Olanda, la Svezia, la Norvegia, Danimarca, quindi, che hanno proposto appunto un bando universale di queste molecole per gli usi non essenziali. Qualcosa si sta già facendo, per esempio appunto già accennava il servizio al fatto che vengono eliminati nei materiali a contatto con gli alimenti, perché questa è una principale fonte di esposizione della popolazione generale. C'è tutti i contenitori in plastica, merendine, patatine, popcorn, eccetera, possono contenere PFAS e li rilasciano ai cibi che contengono e poi noi ce li mangiamo. Altri, per esempio nei tessuti, negli ambiti che lei diceva, ci sono già delle linee di produttive prive di sostanze perfluorochiliche. Le stesse padelle antiaderenti sono in vendita senza PFAS, e a questo proposito voglio dire che è una formazione utile per chi volesse cambiare il proprio set di padelle antiaderenti. Deve stare attento che sia scritto PFAS free, cioè liberi, come se privi di PFAS, e non semplicemente da PFOA o PFOS free come si va a vedere, perché PFOA e PFOS sono soltanto due delle molecole. Quindi esiste questo regolamento che probabilmente dovrebbe entrare in vigore nel 2026-2027, ma è da anni, dal 2019 che è stato proposto questo regolamento. Però appunto ci sono gli interessi enormi in gioco da tante industrie, che anche la stessa Confindustria italiana ha proposto, si è opposta ad una restrizione forte, intensa di queste molecole, tant'è vero che è stata ripresa la posizione di Confindustria anche dall'ex Presidente del Consiglio Draghi, insomma, no? Che ha detto delle cose inesatte, perché in tanti campi le alternative già ci sono. Le alternative, come prevede il regolamento, che devono essere sicure, efficienti, quindi devono fare il lavoro che fanno gli stessi PFAS, e poi anche sostenibili da un punto di vista economico. Non è vero che se venissero adottate quelle alternative già disponibili l'industria fallirebbe, oppure che tanti operai potrebbero perdere il posto di lavoro. Si potrebbero creare tanti posti di lavoro, ma diciamo, se venisse accettato il regolamento REACH, le proposte del regolamento, almeno il 90-92% di tutte le PFAS potrebbero essere più non necessarie. Allora, certamente rimangono quelle che già abbiamo messo nell'ambiente. E qui purtroppo ancora si spera, l'unica speranza è che le nuove generazioni di ricercatori, qualcuno venga a trovare un metodo che possa essere applicato su larga scala a livello industriale, che possa neutralizzare queste molecole che sono indistruttibili. Nemmeno l'incenerimento nei comuni inceneritori che può riescono a distruggerle. Siamo a Padova e non possiamo parlare anche. Cioè, secondo l'Agenzia della Protezione Ambientale americana, non esiste al mondo nessun inceneritore che possa raggiungere la temperatura di 1400 gradi e mantenerla per alcuni secondi il tempo necessario per distruggere queste molecole. Quindi trasformarle, diciamo. Quello che viene fatto adesso dai comuni inceneritori, brucio tutto meno che quelle. Li bruciano, quelle molecole a più lunga catena vengono accorciate, però poi rimangono nelle ceneri che poi vanno a finire in discarica, nell'aria. E quello che fa a finire il problema dell'inquinamento ambientale causato dai sistemi, per esempio, di smaltimento dei rifiuti. È già noto che in prossimità di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti, che siano depuratori, discariche, inceneritori,
le concentrazioni ambientali di queste molecole aumentano molto di più rispetto a quelle della popolazione che vive in distanza. Certo. E alla fine queste molecole andranno a finire. Per esempio la discarica, diceva prima, la maggior parte dei tessuti vengono mandati in discarica. Questi, il percolato col tempo si forma il percolato che si mischia con il gas che viene prodotto, l'acqua che infiltra le discariche, va a finire nelle falde acquifere ed è dimostrato dai dati dell'ARPA che alla fine le falde sotterranee, soprattutto in vicinanza delle discariche in tutto il Veneto, si raggiungono concentrazioni altissime, spesso molto più alte in quelle che sono state trovate nelle falde sotterranee dei comuni della zona rossa. E quindi l'impegno che dovremmo fare è veramente cercare di non produrre rifiuti, di limitare al massimo l'eliminazione di prodotti che noi usiamo quotidianamente, cercare di riutilizzarli, di ripararli finché è possibile, di riciclare, per evitare che queste vengano poi distrutte e vadano a finire nell'ambiente. L'unica maniera è prenderli e metterli dentro l'Etna, così si bruciano e non vengono più fuori. Ma questa è una battuta. Però vediamo che è un inquinamento che somiglia un po' al Covid, cioè ci stiamo infettando, abbiamo una pandemia da inquinamento e vorrei ricordare, parafrasare una frase di Dante: più che la salute, potè il denaro. Allora, vediamo il secondo contributo, PFAS, un'eredità che uccide. Ci sono stati quasi 4.000 morti in più di quanto previsto dai dati statistici nei 30 comuni del Veneto, compresi nella cosiddetta fascia rossa, quell'area tra Vicenza, Padova e Verona, dove i PFAS hanno contaminato le falde acquifere per anni. Il drammatico bilancio lo ha rivelato uno studio dell'Università di Padova che ha analizzato i dati della mortalità nei territori inquinati nei 34 anni compresi tra il 1985 e il 2018, portando alla luce l'effetto delle sostanze perfluoro e polifluoroalchiliche sulla salute delle persone. Le date non sono casuali perché l'ARPAV ha stabilito che dal 1984 sono cominciati gli sversamenti di PFAS nelle falde acquifere del Vicentino dallo stabilimento Miteni di Trissino. In pratica, in poco più di 30 anni, i PFAS si sono portati via la popolazione di un piccolo paese. PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, sostanze largamente utilizzate nell'industria, nel settore tessile, ma anche per la produzione di tegami inaderenti, nel Gore-Tex, ma anche per la produzione di armi e nel settore automobilistico e in tanto altro. Le troviamo veramente dappertutto. Lo studio scientifico proverebbe la correlazione tra malattie cardiovascolari e tumorali a causa della contaminazione dell'acqua e degli alimenti da parte delle sostanze chimiche rilasciate dalla Miteni. Ora, con questa ricerca coordinata dal professore di statistica medica Annibale Biggeri dell'Università di Padova, per la prima volta è stata dimostrata un'associazione causale tra l'esposizione ai PFAS e un rischio elevato di morte per malattie cardiovascolari e tumorali maligne, tra cui il cancro del rene ai testicoli, e a essere più colpiti sono le fasce giovanili. Sono 350.000 gli abitanti delle province di Vicenza, Padova e Verona esposti al rischio PFAS. Il dato preoccupante che ha portato alla luce questa indagine dell'Università di Padova è che il rischio di insorgenza di malattie tumorali aumenta al diminuire dell'età, dunque la popolazione più giovane, quella esposta ai PFAS già dall'infanzia, è quella che sta pagando e che pagherà il prezzo più alto. Francesco Tosato, a lei una visione di quello che sarà il futuro, perché diciamo che ancora adesso, per quanto inquinati siamo, in qualche maniera ce la caviamo, ma più passa il tempo, più aumenta l'inquinamento e più facile è per le prossime generazioni combattere un inquinamento e delle patologie di questo tipo. Prego.
Sicuramente la situazione dovrà essere e sarà, suppongo, attentamente monitorata, perché abbiamo sicuramente più mezzi per ricercare quelli che sono gli inquinanti e abbiamo anche una maggiore consapevolezza. Ovviamente questa deve poi subentrare non soltanto nella cittadinanza ma chiaramente nelle autorità competenti, ma anche nel mondo produttivo e industriale, che deve chiaramente essere regolamentato e come dire, attenzionato. Quindi è chiaro che quello che non sapevamo qualche decennio fa, o quello che magari pochi conoscevano qualche decennio fa, ora è insomma alla conoscenza di molti e anche dei controllori, e quindi chiaramente dovranno fare il loro lavoro. C'è chiaramente la necessità di dover intervenire immediatamente. Giustamente non è possibile eliminare domani insomma la stragrande maggioranza dei PFAS, però vanno chiaramente ridotti ed eliminati quelli che insomma possono essere sostituiti come alternative valide, perché chiaramente è in gioco, si è parlato prima, insomma la salute non è solo una questione di tutela ambientale, ma è una questione di tutela appunto della salute delle persone, come spesso poi in realtà i due temi sono fortemente legati e quindi indissolubilmente legati. Per quanto riguarda l'osservatorio che siamo riusciti ad avere lo scorso anno, proprio nella campagna che abbiamo portato avanti, che è appunto Operazione Fiumi, che vuole avere questa doppia valenza: da un lato quella di contribuire anche se vogliamo al mondo scientifico, quindi nella ricerca poi di quelli che sono inquinanti, in questo caso insomma nei principali corsi d'acqua del fiume Veneto, della regione Veneto, e quindi abbiamo campionato quindi in tutti i corsi d'acqua principali, e abbiamo ricercato per la prima volta anche i PFAS in 16 punti specifici, e banalmente quello che emerge è che i PFAS sono ben presenti in 15 dei 16 punti che abbiamo campionato. Abbiamo ritrovato queste sostanze e noi abbiamo appunto dei valori puntuali, li abbiamo confrontati con i valori medi di ARPAV, che ha delle serie teoriche di ARPAV, e abbiamo riscontrato anche delle anomalie, 6 anomalie in particolare, ovvero dati che prima non erano stati riscontrati, quindi nelle novità sostanzialmente, anche nelle aree maggiormente inquinate, ma anche in aree che non si sapeva avevano ancora i PFAS, oppure dati particolarmente elevati, quindi anche superiori alle medie storiche, per cui insomma come se non ce n'era forse bisogno, però in realtà abbiamo avuto la riprova che abbiamo quindi un problema importante da affrontare, e servono i mezzi per poterlo fare, dai controlli a ovviamente la normativa, che deve poi essere stringente, e ci devono quindi chiaramente essere regole ben precise e vanno fatte appunto rispettare. Chiaramente è un problema per cui insomma le sostanze PFAS sono tantissime, e di poche veramente abbiamo ancora i valori a cui fa riferimento come valore standard per la salute umana, e quindi chiaramente c'è ancora molta ricerca da fare da questo punto di vista, anche per conoscere quelli che saranno gli effetti poi sulla salute nei prossimi anni. Per cui chiaramente l'invito è quello alle autorità competenti insomma di lavorare appunto su questo fronte, perché appunto è un'emergenza. Prima è stata citata la pandemia. Ecco, con la pandemia da Covid abbiamo chiaramente messo in atto anche delle procedure inedite, emergenziali, e questa insomma penso che sia uno di quei casi che vanno affrontati con grande attenzione e con grande urgenza. Io vi saluto perché purtroppo vi devo lasciare, vi ringrazio per l'invito e buon proseguimento. Grazie, speriamo che le cose cambino. Grazie allora, Francesco Tosato. Vincenzo Cordiano, come potremmo concludere spiegando ai nostri telespettatori a che cosa devono stare attenti, qual è il futuro, perché il prendere coscienza di questi sistemi, di questi disastri, aiuta anche l'opinione pubblica a ribellarsi e magari sacrificare. Se anche i vestiti non sono perfettamente impermeabili, non ce ne frega niente. I nostri avi viaggiavano con tessuti normali e campavano comunque bene, e quindi andare a rischio questa pandemia chimica è veramente una cosa assurda. Prego.
Sì, certamente bisogna che tutti noi impariamo a riconoscere dove queste molecole si annidano, però questo è anche difficile perché manca l'obbligo, per esempio, di etichettare la presenza di queste molecole negli alimenti, nei contenitori per alimenti, ma anche nei cosmetici. Per esempio, certi cosmetici venduti anche... Il rossetto delle labbra può essere... Sì, nelle acque, anche per esempio nelle creme solari, insomma, quindi, ma proprio negli oggetti di uso quotidiano, qualsiasi oggetto in plastica che sia contemporaneamente impermeabilizzato, cioè che sia quindi contemporaneamente resistente all'acqua, all'olio e al grasso, potete stare tranquilli che contenga PFAS. Chi vuole può fare semplicemente a casa anche l'esperimento, per esempio prendere una goccia d'olio e versarlo per esempio, sul contenitore della carta del pane che compra al supermercato o al negozio. Vedete, se l'olio non si... non viene assorbito, non si diffonde, rimane quella che viene detta la perla, negli Stati Uniti la chiamano la prova della perla, potete stare tranquilli che probabilmente contengono PFAS aggiunti volontariamente, cioè quindi dall'industria per creare l'effetto che è desiderato, che è quello di mantenere la fragranza degli alimenti, quindi l'impermeabilità, eccetera. Quindi una delle cose da fare sarebbe quello di pretendere che la presenza di queste molecole sia scritta sull'etichetta dei prodotti che noi utilizziamo. Sì. Poi la cosa più importante sarebbe cercare veramente di evitare i contenitori in plastica cioè, o comunque in nylon, eccetera, quelli per gli alimenti. Tutti i contenitori in plastica, soprattutto quelli usa e getta, insomma, per esempio degli alimenti che noi compriamo, probabilmente contengono PFAS, quindi l'ideale sarebbe tornare a rifarsi tutti i prodotti alimentari in casa, nel proprio orto, nel proprio giardino, come magari si cercavano di fare i nostri nonni, ma anche questo non è più possibile pensare che possa avvenire. E quindi cercare di sapere, di pretendere dalle autorità innanzitutto che ci diano alimenti e acqua e possibilmente anche l'aria non contaminata, anche perché noi paghiamo le tasse per avere dell'acqua cosiddetta potabile, certo. E non è detto che questa acqua contaminata da PFAS sia effettivamente potabile, insomma, stando letteralmente, come dire. Allora è necessaria ovviamente un'azione di tutti noi, che bisogna, e soprattutto informarsi del proprio sindaco, e andare a vedere chi abita in corrispondenza di quelli che vengono chiamati punti sensibili o in inglese hotspot, cioè punti caldi, zone a rischio, di pretendere che sia fatto il monitoraggio delle falde sotterranee ma anche dell'acqua potabile. Quando se vengono trovate delle concentrazioni altissime, quindi sarebbe importante che si mettesse sotto controllo anche almeno un campione della popolazione, perché sappiamo dalla letteratura scientifica che chi vive, ripeto, in prossimità di impianti di trattamento di rifiuti, ma anche allora quindi depuratori, discariche, inceneritori, lo ripetiamo, ma anche in prossimità di aziende che utilizzano queste molecole, non solo quelle che le producono come l'ex Miteni, la DuPont eccetera, ma anche quelle che utilizzano, pensiamo per esempio alle concerie, soltanto in provincia di Vicenza, secondo la Miteni, l'ex amministratore delegato della Miteni, diceva che c'erano almeno 500 aziende che solo a Vicenza utilizzavano queste molecole, dalla Miteni prima e poi le importavano dall'estero. E queste aziende sono state, come dire, autorizzate a liberare, non parliamo di inquinamento per evitare, sì, però sono autorizzate a scaricare con i loro reflui fino a quantità di 500-600 nanogrammi di PFAS per litro, quindi questo continuano a liberare legalmente nell'ambiente quantità che alla fine possono sembrare poche, 500 nanogrammi al litro, ma se considerate poi l'intera quantità di reflui che viene prodotta con tutte le aziende che le producono, questo, come dire,
giustifica il fatto che, come diceva anche il rappresentante di Legambiente, alla fine nel tempo si possono trovare concentrazioni in aumento. Basta consultare i documenti ufficiali dell'ARPAV, si vede come, ma anche a Padova città per esempio, non solo che nelle falde sotterranee di Padova città ci sono delle concentrazioni massime, in alcuni punti di circa 500-600 nanogrammi per litro, e queste concentrazioni in alcuni punti sono in aumento, perché appunto come queste molecole, essendo persistenti, molecole eterne, anche se si spostano da un punto all'altro, alla fine la massa totale di queste sostanze è destinata ad aumentare. Sì, ma dobbiamo dire ai nostri telespettatori che le falde non sono ferme. Nella Val Padana le falde si muovono di centinaia di metri all'anno, di conseguenza l'inquinamento che c'è in questo momento a Tiene, che è la massima concentrazione nella zona rossa, sta scendendo verso il mare, perché le falde scendono naturalmente stratificate e scendono verso l'Adriatico, e l'Adriatico diventerà un'altra zona inquinata sempre di più. Il Po porta giù falde ma non solo, ma il prodotto, a parte quello che sono i rifiuti della fabbrica, della pelletteria, ma la stessa pelle porta, e quindi io la indosso, la tocco, mangio un pezzo di pane e il PFAS finisce sul pane e io me lo ingoio, faccio per dire, prego. Quindi? Prego Cordiano. No, quindi bisogna rendersi conto che, appunto, che come noi diciamo da anni, la contaminazione ormai globale, diffusa a livello globale, i dati di Legambiente sono importanti. Comunque si sapeva già negli anni precedenti, grazie anche alle indagini dell'ARPA, perché sta facendo un lavoro sicuramente enorme, perché si tratta di un numero incredibilmente elevato di campionamenti, quindi un impiego di risorse sia umane che economiche veramente rilevante. Insomma, questo però ricade sulle spalle di tutti i cittadini contaminati inconsapevolmente, che stanno, come dire, devono subire il costo sulle proprie spalle, e quindi con le proprie tasse, di un monitoraggio di un inquinamento causato da pochi che si sono probabilmente arricchiti o comunque hanno guadagnato nel corso degli anni. È importante, ripeto, soprattutto per quanto riguarda la tutela della salute umana, che bisogna fare presente che queste molecole non hanno un livello minimo nel sangue o nell'acqua di sicurezza. Essendo delle sostanze estranee artificiali, l'organismo non ha sviluppato nel corso dei secoli, dei milioni di anni dell'evoluzione, dei meccanismi di difesa come può aver fatto per esempio anche con sostanze cancerogene naturali, penso all'arsenico. Ci sono dei livelli che possono essere considerati come soddisfacenti nell'ambiente, ma anche nel nostro sangue, perché la specie umana, ma anche gli animali, le specie animali più antiche, hanno imparato nel tempo e hanno sviluppato dei meccanismi che li difendono, da cui si possono difendere. Queste molecole ancora la razza umana, gli esseri viventi non hanno trovato il modo di eliminarli o comunque in qualche modo di inattivarli. Gli studi, però dal mio punto di vista gli studi ormai ci sono già, sono dappertutto. Lo studio di cui parlava prima del mio amico Annibale Biggeri, il professor Biggeri, non fa altro che confermare quello che noi avevamo già dimostrato nel 2018, permettetemi questo ricordo come un diritto di primogenitura, perché noi dell'Associazione Medici per l'Ambiente siamo stati i primi a fare uno studio indipendente, scagliandoci anche contro le autorità, uno studio indipendente che aveva dimostrato un eccesso di mortalità nella stessa zona negli anni, però noi ci eravamo fermati nel 2010 perché non avevamo, soprattutto perché la Regione Veneto, le istituzioni non ci avevano dato i dati che servivano, ci eravamo limitati a fare soltanto, come dire, un calcolo della mortalità in base alle schede di mortalità che ogni medico compila, che le schede di morte, no? Che sono state computerizzate dall'Istat, e alcuni miei colleghi dell'Enea di Roma avevano nel loro database, quindi abbiamo fatto questo studio
che a basso costo, insomma, che è stato il primo a dimostrare, da lì poi è successo. Ecco, tutto questo che stiamo dicendo è concentrato in buona parte su un libro che lei ha pubblicato. Vogliamo farlo vedere ai nostri telespettatori? Eccolo qua. Sì, io ho curato assieme alla mia collega Vitalia Murgia questo testo sui PFAS, che è una raccolta di saggi scritta assieme ad una dozzina di altri autori, alcuni molto importanti, tra cui per esempio il professor Philippe Grandjean, un pediatra danese che ha fatto degli studi importantissimi in tutto il mondo, che sono stati utilizzati poi per abbassare i livelli nell'acqua e anche nel sangue, grazie appunto agli studi fatti dal professor Grandjean, che ha dimostrato come anche piccole quantità di PFAS nel sangue alterano il sistema immunitario. Per esempio le concentrazioni nell'acqua potabile sono state ridotte via via un po' in tutto il mondo, ma per esempio negli Stati Uniti da 400 nanogrammi che erano nel 2008 permessi, 400 nanogrammi per litro di acqua, oggi si è passati a 0. Secondo l'Agenzia per la protezione ambientale, appunto, i livelli di PFOA e PFOS, che sono quelli più pericolosi, quelli eliminati negli Stati Uniti dal 2020, cioè dal 2000, scusate, questi livelli dovrebbero essere 0. Però loro dicono, essendo impossibile 0 perché eccetera, noi dovete fare di tutto per mantenerli massimo 4. Cioè negli Stati Uniti, se nell'acquedotto vengono forniti più di 4 nanogrammi, possono essere passibili per legge. Ho capito. Quindi invece in Europa si sta discutendo di mettere un valore di 100 nanogrammi per litro, e anche in Veneto, tranne che al di fuori della zona rossa, sono permessi 90 nanogrammi per la somma di PFOA e PFOS. Quindi ancora una volta gli Stati Uniti, dove probabilmente l'inquinamento si è originato, quando si sono decisi di fare le cose, le hanno fatte sul serio e hanno preso provvedimenti drastici. Certo. Dall'aprile 2024 quelli sono i valori che vigono negli Stati Uniti, ai quali noi dovremmo uniformarci. Certamente, perché evidentemente loro hanno più esperienza di noi e sanno quello che hanno fatto e sanno che fine faremo. Comunque è un argomento che non finisce qua, perché naturalmente terremo sempre informati i nostri telespettatori. Quello che lei suggeriva prima, che sui prodotti dovrebbe essere segnato la quantità di PFAS che ci sono, e quindi l'acquirente può tutelarsi nella scelta dei prodotti che deve alimentare, e di conseguenza naturalmente questo è il primo passo. Lo facciamo per gli alimenti normali, vogliamo sapere la provenienza dell'olio, se è olio italiano, se è olio di un certo livello, se è olio extravergine, vergine, qualcosa di questo genere, a maggior ragione in questo caso dove invece il prodotto è tossico e il prodotto crea patologie. Grazie del suo intervento, sarà il nostro ospite in futuro, perché ci torneremo e continueremo a battere sul fatto che i politici devono darci una soluzione. Se l'America dice una certa cifra, diciamo, di inquinamento degli alimenti piuttosto che dell'acqua, noi dobbiamo adeguarci e non soprastare a questa forma di invasione, di pandemia chimica che è purtroppo il futuro dell'Europa. Grazie. Grazie al dottor Vincenzo Cordiano, che ricordiamo presidente dell'ISDE del Veneto e autore di questo libro, appunto, PFAS, una contaminazione persistente, pervasiva e pericolosa. Sicuramente non basta, è errato sbagliare pensare che sia solo una contaminazione per chi beve dell'acqua, ma diciamo, bisogna stare attenti a tutto quello che si indossa. Prima Ermanno ricordava i cinturini degli orologi, ad esempio quelli di nuova generazione, quelli ad alta tecnologia e che teniamo al polso tutto il giorno. Molto spesso, non tutti, perché alcuni si sono già come dire, attrezzati per eliminarli, ma alcuni presentano i PFAS. Sì, ma diciamo che il PFAS passa attraverso la cute, e quindi può entrare non attraverso la bocca, ma attraverso la pelle, attraverso le superfici esposte, e di conseguenza avremo un rischio sempre maggiore, e di questo informeremo i nostri telespettatori. Continueremo a parlarne. Grazie ancora al dottor Cordiano, e per i nostri telespettatori un attimo di pubblicità, torniamo subito, tra poco.